Eccoci qua, allora facciamo questo video oggi, proverò a fare una full face in auto, ovviamente in auto che cammina, la farò in napoletano. Ho messo tutto in macchina, non posso farvi vedere perché ho già posizionato il telefono, adesso spostarlo e metterlo a posto è un casino, però mi sono fatta il mio bel posticino qui a fianco perché la nostra macchina per fortuna è a 3 posti, Luciano è di là anche se non si vede, e quindi in mezzo ci ho messo l'asciugamano con tutte le cose sopra, i miei pennelli, la borsa con tutto il make up che però ho già disposto qua sopra. Qui ho lasciato solo le cose per gli occhi e le labbra, ma comunque a parte questo, ragazzi, iniziamo questa challenge. Amore, puoi partire pure? Allora siccome praticamente c'è sta poca luce perché ho solo tramonto e 6, quindi mo so, non so cosa su so e 3:20, quindi praticamente tengono pare loro tutto burdello per fare sto trucco. Parto proprio che a base dell'occhio. La prima volta che mi vado a mettere a base dell'occhio io di solito mi metto, però stavolta già boia, facciamo qualcosa di diverso perché tanto per fare ancora più difficile lo fate, ok? Come se già non fosse difficile, perché io non mi metto mai a base, quindi non so com'è che mi trovo. Comunque la maggior parte del tempo, ma no, che se però mi fa ombra. Facciamo così perché questa è una bella luce. La maggior parte del tempo facciamo anche quelle che va a essere, qua giù, fa niente. Mi vedete in due specchi la maggior parte del tempo, però che si sta dalla papà mezzo, perché non c'è stato. Ah, ecco a noi. Sunlight. Che sta qua, ce ne fotte che base è che sta qua, Urban Decay Primer Potion, che ha già pure sporcata, classica Primer Potion, e mo' se oggi capite buono, sa da fare un presto a stendere questo prodotto, prima ne pongo come va. Ma no, che lì già si è seccato. Allora, io qua sto fermando un semaforo rosso, avete sapere che normalmente pure se voi schifate un semaforo rosso, specialmente quando avete pressa, quando vi da truccare in macchina invece, wow, cioè voi c'è da fare una preghiera, perché i semafori rossi sono amici vostri, non avete proprio capito. Io però tutte le volte che esce il semaforo rosso, perché a questo tempo fa meglio l'occhio, che più state fermi, più riuscite a fare cose quando state fermi il semaforo rosso, meglio è. Comunque mo parto con il primo colore un po' all'occhio. Ho giocato la palette Mulac perché mi sento sicura, che sta qua, già usato più volte, si chiama Daily Mood, ok? E vado a pigliare che stucca, giusto perché normalmente vado direttamente con un colore bello pesante, però mo non mi sento, capito, da macchina mi mette paura, allora vado così. Gioco semafori, gioco poi, vai da fare presto, come se fossero poche base. Poi oggi ho deciso che i base non mi piacciono, che sta tante cose, ma che è? Mi piace proprio. Caccia fa, io non so fatto per i base, mi piace che sai mettere il correttore. Mo stiamo a Sest'Angeles, Sesto San Giovanni, che è una parte poco più periferica di Milano, io la chiamo Sest'Angeles. Poi c'è pure chi mette Angeles a certi paesi, però mi piace Sest'Angeles. Allora vado con il secondo colore e mo cau facciamo un po' più a così. Niente. Che sta voce che vibra? Niente di speciale, però a così va con questo colore qua a fianco. Un gioco rosso io. Oro. Così. Questo è un po' color curry, un po' color spezia, mi piace assai. È un po' autunnale come tonalità, però mi sono frutta, a noi a Virne ci piace lo stesso e fa colore a casa, no? No, io confermo che i base non mi piacciono proprio, sarà. Ah, ma qualcuno se ne è accorto che lei sta facendo? No, non ancora. E chiamia, sto aspettando un momento che diventa una star. Ah, fin quando si tratta, oddio santo, fin quando si tratta dell'ombretto, bene o male, si fa. Il problema è che ho io quando arriva che mangio mettere l'eyeliner qua giù, già mi metto a chiagnere. Ah, ma comunque sta viene contro luce, cioè mi fa l'occhiaia sta luce qua, ma che è? Ah, ma io al contrario, cagna. Il rosso posso sfumare un po' meglio, ma tra l'altro la cosa bella della luce naturale è che ti fa tutto bello, no? La cosa brutta è che praticamente
cagna luce continua, la luce naturale cagna continuamente, quindi come ti appare una cosa in una luce, poi a giro e appare un'altra cosa. Ok, sto cominciando a sudare, stiamo a via, sono da macchina, solo che macchina in volo e sto cominciando a sentire proprio capra per fare scelle pezzate, attenzione, voglio attenzione, l'ansia. Abbiamo un colore un po' più forte perché sennò pare che non stiamo facendo niente. Abbiamo questo terzo colore qua. Semaforo rosso, ci piace. Dobbiamo mettere pure a qua prima di sfumare, perché a sfumare può fare mentre stai camminando. Applicare, se non applica mentre stai fermo, diciamo che può combinare in mezzo guai. E mo che sfumano un po'. So che ogni tanto non brido niente, ma voglio, sa da fare sto trucco, sa da fare o no? Curva! Ma lo sta magica. E mo torno sulla strada con il sole di fronte. Pare che sta in coppa a Marta, lo stiamo a capo. Stiamo trovando un altro pianeta qua, oi. Purtroppo pare sta a vita. Ci ho sporcato tutto il jeans. Sta luce che mi piace. Cosa mi ha voluto? Ma ci mi sento al watch. Ma c'è niente. Ora ci vado a mettere qualcosa di brillante in coppa all'occhio qua. Amo. Sto cominciando a puzzare sotto i braccia. Tengono pochi anni. Troppo caldo. Ma perché tu hai messo il riscaldamento, amo? No. Amo, non mettere il riscaldamento, per favore. Avevo capito questo colore qua brillante. Bellillo, eh? Cioè, la da mettere proprio cavallo. Poi mi ingrippo un po' a queste cose, ma ci mancano pochi colori qua e la già mettere per forza, se non mi trovo, con tutte le capre di. E ora faccio la cosa che nessuno essa fa mai, prende una macchina, l'eyeliner. Però mi avrei quando dico queste cose, sta luce, ti permette di più. Ora faccio la cosa che nessuno essa fa in una macchina, mettere l'eyeliner. Ne tengo 3 o 4 che così se qualcosa appare, non so che ne esce fuori, vuol dire già. Non lo so. Abbiamo a pigliare la punta che mi pare un po' più facile da mettere. Aia, mi sono già macchiata. Cominciamo buono, ma perché sei così serio? Non hai capito? Che è successo? Che devo fare? No, non lo so, in generale, dico, mi pare assai serio. Allora, vado con That's the Point di NYX Cosmetics. E questo qua è Super Sketchy, si chiama, ponte a così. Faccio se avrito, vabbè. A voi come me ne foto, tanto per la mettere mica la di mettere in da macchina. Che ha tenuto questa idea, cioè veramente, che? Oddio, avessi mamma. Ma perché? Chi è che non si è portato struccando a fare sto whip e fare sto video? Facciamo che facciamo l'eyeliner sfumato. Perché questa cosa non è che buona, lo dico. Cioè c'è stata proprio chi l'ha fatta che ha frenato, proprio quando l'ha già fatta così, eh? Prima si poteva apparare con un po' che è brillante qua. Ci stanno semafori rossi. Speriamo che non diventa verde. Non diventa verde. Non diventa verde. Ok. È ovvio. Non ci manca a cominciare già è diventato verde. Vabbè, io già annanzi, che già fa, mica posso aspettare te russe, se no è come se io facessi vero. Però con questo non mi trovo. Allora passiamo al prossimo. Facciamo questo qua i cat pondi. C'è una ponte più fine, magari boh, si faccia qualche errore.
male, ma vita credere. Ma perché si fa? Lo metto così, la luce si aumenta. Quando metti? Così. Perché quello è buio, forse allora andiamo a andare. Devi bloccarlo, se no. Che vuol dire bloccarlo? Devi tenere premuto, devi bloccare tutto. Come faccio stai là? Vuoi giù? Amore, clicca un poco sopra. Grazie. Ci fatta la punta però, Cioè, diciamo che è decente, però... C'è caso ma molte cose. Perché già normalmente non ne respira quando mettere l'eyeliner, figuriamoci in questa situazione. Fa proprio schifo, comunque passiamo a che lato perché sennò qua aveva tosto poi giù a fa prima linea e poi pare. Iniziano a venire le crisi. Normale, no? Il rosso. Sì. Rosso. Voglio che sia la parte più lunga e più difficile. Hai da resistere con me, hai da ti fa. Per favore. Oh, amo, Tiger. Dobbiamo passare a prendere il passariso. C'è anche Sephora. Voglio che sia per me perché sto in iperventilazione. Verde. Pigliamo una eyeliner che magari succede un miracolo. Cioè questo è decisamente più bello, però mo la già para come kiss, non posso tenere così. Rosso. Allora raga, lo diamo per accettabile perché sennò non fornisco più. Non mi piace, ma me la fa piacere. Passiamo al prossimo passaggio, che è finalmente il mascara, che è un'altra cosa che non si può mettere quando stai camminando perché sennò rischi di scegare occhi. Però io la fa per forza. Vado a mettere un mascara, questo qua di Essence Sculpted Volume, non lo so, viola, è chi lo viola. Sì, ma questo è durato troppo poco, però a così poco ne è durato manco l'ex me. Ovviamente non è full face, sì, non ci mettiamo i cigli finti. Ma una sfida. Però oggi c'era da questo passaggio, secondo me è il più facile di tutto quanto, quasi. Metto la colla qua. Oh, si mette un po' a tutta la ciglia. Troppo che sì che si azzecca, però non si leva manco più. Ma mo tengo una fame. Hai da sapere che per fare sto cazzo di video non ho manco mangiato a mezzogiorno. Mo sono le 4. Fortuna è domenica, quindi ho fatto una colazione tardi, però tengo una fame. Tengo un gatto che mi aspetta a casa, l'ho fatta ieri sera. Si restano come belli. Amo, ma quasi mi è arrivato in centro. Sì. Buono, così mi è venuto qua. Ma ne avrei. E mala lingua su, a una schiatta. Il caciglia finta insomma subito apparato, pure che l'eyeliner non è perfetto, non so vero. Bello, il centro mi piace perché c'è stato traffico, così va piano piano. Benissimo, prima che vado a mettere un mascara sotto, ma vado a fare finalmente a base. Mi sta piacendo, ci sono tanto. Allora, come fondotinta vado a mettere un nuovo fondotinta L'Oreal che mi hanno inviato, è proprio bellino, cioè, oddio, non l'ho già mai provato, però a mamma mi piace, si usa sempre tutti i giorni, ci piace assai. E vado a mischiare questi due, uno si chiama Beige Rosé, nato vanilla e eclat. Questo qua in realtà è scuro, però si chiama vanilla come un cane mia, possibile, ma non mi è impossibile.
in via Vetra qua. Via all'orto, eh sì, quella è la traversa di, no, di via Vetra, di via qualcosa con la via, non mi ricordo. Via Verri, sì. Aspetta però, perché così non mi vedo proprio, cioè non mi posso guardare in telecamera. Ma come ce ne accordiamo? Non mi cagano proprio. Bella questa vetrina. Ci sta pure Gucci, amo. Sì, c'è il commesso che ti porti. Ah sì? Non ti ho visto solo l'insegna, già c'era verità. Vabbè, avere Gucci per me è come avere un po' le famiglie. Che tanto ci fatico spesso. Ma se entro in via Monte Napoleone? Non lo so che succede, mo. Ah, bella, mo. A così ci facciamo vedere a chi stai chic e merda. Snob a quantità, vai, vai. Già è proprio bello sto fondotinto, sai? Io dico, sai come si manca che la da parte stessa con compagna mia. In realtà per me è così, proprio bello. Penso manca cosa assai. So che a mamma che è fissata che cosa low cost. Oggi stiamo in via Monte Napoleone. Stanno te vetrine super chic, sciuro che passano a qua e là. Tutto dorato. Giù, rilassatevi un attimo. Che ci stiamo a divertire. Mica come a voi. Che spendete un po' di vestiti, i soldi che ci paccata a casa. Cioè io tenessi e spendessi pure io, mica sto a giudicare. Ti faccio solo una battuta, oggi non va pigliato. Allora metterò il correttore, nabla, e piglio light ivory e medium peach. Medium peach sarebbe pesca medio, un po' scuro, però mi serve per sto verde i vene che tengo in all'angolo. Così, questa così. Per me che sei già assai. Però pare bella schiata, questa bellezza. No, non si mai capito che qualcuno che conosco, capito? Voglio salutare. A così facciamo sto. Come si dice quando ti trassano in la telecamera mentre stai a fare fotografie? Fotoboom. Facciamo booming e facciamo foto. Facciamo video boom. Video boom. Ah, da sciura. Belli lenta, da sciura. Bello, mi piace, abbassa mi piace. Cipria, Fenty Beauty. Però oggi non so come fornica perché voglio tutte cose, visto che ci stiamo muovendo. Come pennello vado a pigliare questo qua in Mulak che mi piace assai, è della collezione Sassi. Faccio così. C'è una cosa presso che mette paura che muovo tutte cose. Vado a fare baking con questo fondotinta già matte e poi si è già seccata e poi onestamente non è che mi sentivo parecchio idratato oggi, quindi niente baking, oh maronna mia, a cipria, queste cose lì di... Ne vado a mettere solo un poco contorno occhi, ma solo perché voglio fare l'effetto super levigato. Non si permette di interrompere sta macchina, non ci capito. 3-4 reciproche a volo. Bello. Chi c'è chi la Roma Scarescente, chi la verde? Princess, credo, una cosa del genere. Oh! Pare che non ci vedo, spero che non mi sono mascherata da luce. Mannanzi, allora, mi metto un po' che bronzer si lo trova, o biccan, che sto qua è mesauda. Sto colore 302 con pennello nabla che mi fa impazzire, a me questo pennello uso per qualsiasi cosa, a cipria o bronzer o blush, è veramente anche questo è pure specchiarente, perfetto. O stiamo a Corso Buenos Aires, che pure ci stanno sciure, ci stanno quelli che diciamo un po' snob, però un po' di meno. Il bronzer è l'unica cosa che non posso mettere pure se guardate cosa. Io mi sto guardando le vetrine che stanno le vetrine e poi ci sono una coppia di video della campagna, poi ci sta Calvin Klein. Ah, ma questi invece sono venuti a prendere te che sei in crisi, che non ce la fai più a sopportarmi. Capito, amore? Sì. Non mi sopporti tu? È una gioia.
sei dolce. Lo sappiamo entrambi però che è una gioia fino a un certo punto. Poi mo vado a passare sulle poche cipri a sotto i zigam perché mi fa più così. Bene così, bello. Buono, poi che blush. Pensiamo che sto niente, tanto non fa niente, perché proprio questa palette qua, sto blush qua in Mulak. Guarda che lei Sephora. Ciao Sephora. Guarda sta asciutta. Ma è bella, mo. Ma non mi corre. Ma non credo. Buon copponasso. Come illuminante vado a pigliare questa palette in abla che mi fa impazzire e pigli questo colore rosa. Ma chi è? Stanno facendo la morte. Bravo. Guarda quanto è bello. Maronabla, che combinata qua. Ma che la fornisce più? Faccio il giro da faccia. Allora c'è sta un semaforo rosso e che vuol dire che mi correre perché c'è mettere la matita labbra sempre se la giunta sia il canto a mettere un di Kylie Cosmetics che ho io contorno più scuro. E mo sono rimasta così, vabbè, continuare a già fa. Ma già sta accorto qua perché da overline a canotte in un secondo proprio, anzi è una frenata. Ma mo non sto respirando. Mi ci vuole la bomba di ossigeno tra un po'. Tiger! Ma mo non viamo passarise. Che ne sei rotta casa? Subito facciamo. Ma da mo ci sta pure semaforo storro. Sì. Rosso. Bello. Un russetto. Io provo a mettere Malibu e Kylie, lo tengo parecchio tempo in realtà sto qua, però mi piace proprio il colore, come già fa. Non trovo un altro colore così, non c'è sta niente da fare. Che la cessa e Kylie sapevo fatta solo. Ma quanto è bella. Guarda questa luce come si vede nell'illuminata. È stato un attimo, mo. Un attimo di magia. Quello è il palazzo di fuoco. Ma diciamo che mi ha fornuto, però io ci vado a mettere pure il gloss, perché c'è sto gloss in labbra che mi piace proprio assai. E si chiama Lethal Nude. Questo qua. Comunque sto fatto la macchina mi piace, perché cioè ha delle camere più aperte, mi posso fare dei prodotti buoni, non già va così, tipo, non già sta, che belle, Maro, quanto è bella. Sì, non fa niente, pure un coppo di riente, che ce ne fotte, fa bello pure il riente, sto cosa qua. Ma il ricetto che è venuto, il ricetto che mi piace pure, il ricetto che è venuto bomba. Niente, prima che eravamo a casa volevo registrare, vi ringrazio per la visualizzazione. Sono contenta che vi piacciono i video napoletani, spero che vi piacciono pure quelli italiani che continuo a fare. E io mi fornisco i bolzar, vamo a casa, mangiamo qualcosa e niente, mi sono divertita. Amore, tu ti sei divertito? Sì. Che se ne fotte, io mi sono divertita comunque. E noi ci vedremo alla prossima, addio. Mi raccomando, ma mi piace, mi raccomando. Un bacio!